Quindi mi conferma che le ragioni per cui mi sta cacciando di casa prima del dovuto... Altezzosa, arrogante, comportati, sei una gran maleducata, Certo. maleducata. Non si deve fare nella vita. Terrona io. Grande. Veneziani. Questi sono i veneziani. Studentessa originaria del sud Italia, aveva regolarmente pagato l'alloggio a Venezia fino al 30 luglio, ma si è ritrovata sfrattata in anticipo, non per una dimenticanza o un disguido, ma, secondo la sua denuncia, per un atto di puro razzismo. Terrona io. Nel video che la stessa studentessa ha diffuso sui social viene apostrofata con insulti gravissimi dalla proprietaria dell'appartamento che, come si sente dalla voce fuori campo, le urla «Sei una terrona di M». Le immagini, rilanciate dall'Unione degli Universitari Veneziani, stanno facendo il giro del web, scatenando sdegno e solidarietà. Come UDU Venezia pensiamo che l'utilizzo di un linguaggio di questa tipologia, intriso di razzismo e di antimeridionalismo, sia inaccettabile. Non è un caso isolato, ma si tratta del sintomo di un clima sempre più ostile nei confronti di chi viene trattato come corpo estraneo solo per la propria provenienza geografica. Un episodio che riaccende i riflettori su un fenomeno che si credeva superato, il razzismo interno e i pregiudizi che spaccano ancora il paese tra nord e sud. Siamo al fianco della studentessa colpita e di tutte le persone che subiscono discriminazioni di questa tipologia ogni giorno. Intanto la studentessa ha lasciato Venezia profondamente scossa e il video rimosso dai social. La vicenda ora potrebbe avere risvolti legali perché dietro le calli, le cartoline e il turismo di massa c'è ancora chi crede che essere del sud sia una colpa. A Venezia, come altrove, il razzismo non ha solo il colore della pelle, ha accento, provenienza, pregiudizio e troppo spesso ancora trova casa.